Pentitevi, peccatori, il Signore vi osserva. Pentitevi, emendate i vostri errori, o non siederete mai alla destra di Dio. Io ho sentito la sua voce come il profeta Geremia. Il Signore disse a Geremia di fermarsi di fronte alla sua casa e a lungo gli parlò di Giuda. Percorrete il suo sentiero, o non siederete mai alla destra di Dio Padre. Non fatevi ingannare dal falso verbo, perché se vi comporterete equamente nei confronti del vostro prossimo, se non opprimerete i forestieri, gli orfani, le vedove, se non spargerete sangue innocente, se smetterete di adorare idoli falsi, allora io vi consentirò di dimorare in questo posto, nella terra che ho concesso ai vostri padri, per sempre, per l'eternità. Ma se continuerete ad uccidere, a commettere adulterio, a giurare false verità, a bruciare incenso per i vostri idoli pagani e a invocare il nome d'altri dei al di fuori di me, se questa casa, che è stata eretta per onorarmi, diventerà un rifugio di ladri e di peccatori. Sì, a più tardi. Buongiorno. Signora, grazie, arrivederci. Ciao, Robert. Ci vediamo. Grazie d'essere venuta. Fatevi vedere più spesso per cambiare. Sì. Vi aspetto anche domenica prossima, ok? Ci conti. Signora. È stata davvero una bella funzione, non trovi? Signora. Da bravo. Arrivederci. Buongiorno. Arrivederci. Ciao, Ted. Buongiorno. Arrivederci. Signora Simpson, mi ha fatto un immenso piacere Grazie. rivederla questa mattina. Arrivederci. Ora che ha trovato la strada, non la perda. Complimenti. Grazie. Trovo Grazie meraviglioso infinite. quello che sta facendo, reverendo. I giovani hanno bisogno d'aiuto. Eh sì, dovremmo impegnarci tutti quanti a capire quali sono i loro problemi. Grazie d'essere venuta. Reverendo. Ehi, salve Daisy, come te la passi? Bene, grazie. A domani, Margaret. Ciao Ben, Salve. fatti sentire, eh? Arrivederci. Allora, come va? Arrivederci, Jim. Arrivederci. Buongiorno, reverendo. Scusi se la disturbo, ma abbiamo trovato una ragazza e le chiederei di identificarla. Dovrebbe appartenere al suo gruppo. Centrale a pattuglia 12, rispondete. Qui pattuglia 12, siamo sul posto. L'ambulanza è già arrivata? Sì, è qui da un pezzo. Ma per la ragazza non c'è più niente da fare. La porteranno direttamente all'obitorio. Ok, tornate anche voi appena potete. Pare che ci sia stata una rissa giù al quartiere orientale. Oh mio Dio. Pensavo che magari potreste rinunciare a un paio di uomini e andare a vedere che succede. Salve, reverendo. Salve, Ben. La può identificare? Sì, è Ellie Palmer. Aveva 16 anni. C'era anche suo figlio con lei. Dove sta? Sta bene, l'ho mandato all'ospedale per delle analisi, una misura precauzionale. Almeno lui è vivo. Già. La maggior parte di queste cicatrici sono vecchie. Di 6-8 settimane, perlomeno. Ne ha un paio fresche qui. Lei è sceso in piazza e la povera Ellie Palmer, con i suoi 16 anni, subisce questa sorte.
Lei ne aveva denunciato la scomparsa, vero? Sì, 8 giorni fa. Aveva solo 16 anni. E questo non le fa pensare che c'è qualcosa di sbagliato? Lei sa come lavoro? Certo che lo so. Il reverendo James Lowery è il protettore degli impasticati, dei drogati e di tutti i devianti. Se i ragazzi vogliono parlare alla polizia, ok. Altrimenti, ok. Come me lo giustifica lei, reverendo? Come fa a predicare alla gente la domenica dicendo come dovrebbe vivere? Mentre il resto della settimana insegna a quei ragazzi a fare quello che gli pare. Si ricordi ciò che ha visto qui, reverendo. Se lo ricordi e dica agli altri che cosa devono fare. Dica loro di farci dei nomi, in maniera da fermare questo traffico. Si tenga la sua fede, fratello. Io mi terrò la convinzione che è necessario farla finita. James, Torna a dormire, sto bene. è per Ellie? Sì, in parte. Per tutto il funerale me la sono vista stesa nel vicolo. Oh, amore, non devi pensare più a questo. Non si tratta solo di Ellie. È Tim e gli altri ragazzi, tutti stesi in quel vicolo. E l'ispettore, le cose che mi ha detto. Non aveva diritto di parlarti così. Forse lo aveva. Ma tutto questo non mi opprime quanto il sogno che ho fatto un paio di volte da quando Ellie è morta. Io torno in quel vicolo ed è pieno di uomini morti. Uomini senza faccia. Oh, James, ma si tratta solo di un incubo, non significa niente. Ma sono io il motivo di tutto. Il motivo per cui sono morti. Non caricarti di colpe così. Io lo so perché faccio quei sogni. Quando trovarono Ellie e la vidi lì per terra, ascoltando l'ispettore, volevo scoprire i responsabili. Volevo scoprirli e distruggerli. James. No, non posso dire niente alla polizia. Non puoi o non vuoi. Tim, io non sono forte come mio marito. Lui non mancherà alla sua parola. Non può chiedervi di cooperare con la polizia. Ha fatto un patto con te e con gli altri, questo lo so. Fare i nomi di quei criminali deve essere un atto di volontà vostro. Ma niente trattiene me dal chiedervi di aiutare la polizia. La morte di Ellie ha avuto un brutto effetto su James. Potrebbe distruggerlo e io non lascerò che avvenga. E pertanto te lo chiedo, Tim. Va dall'ispettore di polizia, digli quello che vuole conoscere. Fa qualcosa per aiutare Judy, Eric e James e tutti gli altri che sono in pericolo. Lei non sa ciò che mi chiede, signora Lowery. No, Tim, tu non hai capito. Perché stai proteggendo i responsabili della morte di Ellie? Non li proteggo, signora Lowery. Non li proteggo. Tim! Tim! D'accordo, ora tutti a casa a mangiare qualcosa e poi attaccate subito coi compiti. Io non ce l'ho, davvero. Hai chiesto ai ragazzi che ne pensano del campeggio? Sì, l'ho fatto. Ma credo preferiscano passare il weekend nella fattoria del signor Dever. Beh, va bene comunque. James, non sarebbe carino passare da soli questo weekend? La nostra famiglia. Certo, tesoro. E magari Tim. Perché quella faccia? Ho provato a parlare a Tim, ma temo di aver ingarbugliato le cose. Dove sta Tim? Oh, James, non lo so. Mi è scappato via. James, non pensi che voglia fuggire come ha fatto Ellie? No, Tim è in gamba, non si avvicinerebbe a quei tizi. Non preoccuparti, sarà qui per cena. Secondo lui non capirei perché non dice alla polizia quello che sa. E tu gliel'hai detto che l'ispettore ha promesso di tenere fuori i nostri nomi? Sì, ma semplicemente non ci crede. Andrà tutto bene, ha bisogno di star solo.
Salute, bello. Che c'è? Non sei contento di vedermi? Sì, cortese. Di buongiorno al signore. Salve. Ah, hai ferito i suoi sentimenti. E non è carino. Non è un peccato? Guarda come sta soffrendo questo passerotto. Scusami, non ho potuto farne a meno. Per insegnarti l'etichetta. Non fa niente. Ogni volta che uno dei miei passerotti cerca di mollare il buon Candyman, piange di dolore. Ma non preoccuparti, perché il dottor Candyman sa come curare le tue ferite. Medicina miracolosa. Il dottor McCarthy è pregato di Che è recarsi successo? urgentemente al pronto soccorso. Uno spacciatore ha informato Candyman del ragazzo. È arrivato con altri 2. Lo hanno prima pestato e subito dopo riempito di roba. Era drogato fino alla radice dei capelli, ma adesso si è ripreso. E li avete arrestati? No. Come no? Stia calmo, reverendo. Ma è quello che voleva, qualcuno da cui cominciare. Il ragazzo ci ha dato più di un nome e ha parlato con la commissione. Possiamo incastrare Candyman in qualsiasi momento. Però noi stiamo appresso ai corrieri e ai fornitori. Ci prenderà del tempo, ma alla fine ce la faremo. Il ragazzo dorme, ma ho ottenuto dal dottore di poterlo vedere. Grazie. Il dottor Johnson si rechi al più presto in amministrazione. Buongiorno, Herb. Buongiorno, tenente. Buongiorno, porco. Buongiorno, gallina. I tuoi uomini ci hanno bloccato un traffico di $1 milione. Ma che diavolo sta succedendo, tenente Hunts? Come ti ho già spiegato prima, Herb, il piano proviene direttamente dall'ufficio centrale di polizia. E hanno qualcosa contro di me? Niente. Il tuo distretto non era incluso nelle indagini. Se è successo è perché fra i tuoi poliziotti hai una spia. È una menzogna. Nessuno dei miei uomini ha parlato. Dai, non innervosirti. Dimmi piuttosto come hanno ottenuto l'informazione. È un ragazzo. Continua. Il suo nome è Spencer. Era uno di questi rifiuti ambulanti urbani finché non ha mosso a compassione il cuore di un reverendo che lo ha trasformato in un cittadino. E come si chiama? Lowery ha una chiesa nella parte occidentale della città. Benjamin. Arrivederci, tenente. Mi piacerebbe che ci stessero anche gli altri. Sì, ma la fattoria di Dever presenta maggiori attrattivi. Dove crede di andare, reverendo Lowery? A pescare la cena. Beh, se volete che pulisca e cucini la cena, sarà meglio che raccogliate della legna. Ci penso io. No, tu lascia fare a me, va a pescare. Ehi, ce la dai una mano? Certo. Come va la pesca? Non male. Da quant'è che sei qui? Da non più di un'oretta. Preso qualcosa? Sì, qualche persico poco fa. Tutto a posto? Sì. Come ti chiami? Tim Spencer. Tim, ho un regalo per te. Che cos'era? Non lo so. Sembravano spari. Ragazzi, cercate vostro padre.
Mamma! Stai bene? Mamma! Rispondi. Mamma! Vostro padre è a casa, figlioli? Jody! Eric! Racket! Jody! Predicatore? Andiamo. Si ricorda ai signori visitatori che i pazienti hanno bisogno di riposo. Voleva vedermi? Sì, come sta il reverendo Lowery? Beh, la prognosi non è cattiva, considerando le sue ferite. La sezione balistica vorrebbe avere le pallottole. Ce n'era una sola, fermata da una costola. Fra quanto tempo sarà in grado di parlare? Vuol fare lo spiritoso? Ma che diavolo intende dire? Mi scusi, credevo fosse informato. Vede, una delle pallottole è entrata qui dietro, nella spalla sinistra, ha bagato ed è uscita qui. Le corde vocali sono distrutte. E quando sarà possibile vederlo? Non nelle prossime 2 o 3 settimane, è ancora sotto shock. Beh, ma si riprenderà, a parte il problema del... Oh, dalle altre ferite senz'altro, è un uomo parecchio robusto, ma per suo figlio le cose sono più complicate. Jody? È ancora incosciente e temo che rimarrà paralizzato. Non abbiamo risultati positivi dai test. Bene, se lei non ha altre domande io vado dai miei pazienti. No, nessuna domanda, grazie. L'infermiera del turno di notte si rechi nella camera 35. Predicatore? Buongiorno, reverendo. Lei è libero di andarsene. Ma prima che lasci l'ospedale, voglio dirle un paio di parole. So bene quanto sia stato colpito mentalmente e fisicamente, ma lei non può semplicemente cancellare l'universo. Quel poliziotto amico suo ha chiamato tutti i giorni per un mese. È venuto qui almeno una decina di volte per parlarle. La sta aspettando. È fuori dalla stanza. Morrison si rechi in maternità. Gli ho detto io Il dottor che sarebbe Morrison stato si dimesso rechi oggi. in maternità. James, non posso biasimarla se non vuole vedermi. Nessuno può biasimarla per quello che prova, ma abbiamo bisogno del suo aiuto. Io voglio trovare quelli che hanno distrutto la sua vita almeno tanto quanto lo vuole lei. Mi dia un indizio, mi dia qualsiasi cosa. Mi aiuti ad affondarli, James.
Vedo che sei puntuale, soldato, come al solito. Abbi pazienza, fammi aprire e ti servo in un attimo. Ecco qua, soldato. Colazione. Salve. Salve, francese. Come va? Très bien. Dammi qualcosa di buono. Ci penso io. Come vanno gli affari? Bene. È stato qui tutta la notte? No, mi aspetta fuori ogni mattina. Ehi, dolcezza. Offri a una bella ragazza un altro drink? Ehi, musone. Siamo solo in 3 qui dentro. E di sicuro non parlo al barista. Non sprecare il fiato, Julie. Il soldato è sordo e muto. Non scherzeresti su una cosa simile, no? Certo che no. Sul serio. Povero caro. Mi dispiace, non volevo. Ho detto che mi dispiace. Ma ti ho detto che non ci sente. Fammi un favore. La prossima volta che mi lamenterò della vita, dammi un calcio sugli stinchi. Ehi! Guarda che abbiamo trovato. Dacci un goccio di quella roba, su. Va via, straccione. Andiamo, dividi il vino. Che? Il vino consacrato? Questo non è quello che predichi all'angolo delle strade. Dammi la bottiglia. Lasciatemi. Prendila. Oh, dolce Gesù, salva il tuo umile servo da questi esseri vili. Aiuto, aiuto. Che succede? Chi sei tu? Tu li hai fatti andare via. Proprio come il Signore ha scacciato i mercanti dal Tempio. Potrei sapere il tuo nome? E così sia, mio silenzioso amico. Allora magari un sorso della mia bottiglia. No, aspetta, non fuggir via. Arrivederci, mio silenzioso amico. E grazie per aver raccolto le mie preghiere. Oh sì, grazie a te anche.
Ti giuro, è vero. Davvero, non ci posso credere. Sì. Ehi, Candyman. Guarda Tutto bene? Candyman è qui per rifornire di bontà a tutti i suoi angioletti. Passeremo una serata fantastica. Bravo, sicuro. Questa sì che è una bella notizia, Candyman. Sì, ma si è trattato di un errore di persona e mi hanno rilasciato. Dammi un bicchiere del migliore, amico mio. Mi stavano facendo morire di sete. Beh, anche se sei stato dentro so che hai ancora roba per noi. Ed è tutta roba buona, vero? Ci puoi giurare che è buona, nessuno può fregare il Candyman. Giusto. Noi dobbiamo restare tutti uniti, vero? 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 Sì, lo so che è così. Questo è mio? Mio, eh? Ok. Adesso devo salutarvi, perché è necessario che vada a trovare alcuni amici. Ok, bene ragazzi, buon divertimento, ci vediamo un'altra volta. Ciao, Fammi un Candyman. colpo di Arrivederci. telefono. Ehi, stai bene. Ciao. Ehi, salve ragazzo, come andiamo? Come stai, Candyman? Me la cavo. Posso esserti d'aiuto in qualcosa? Hai della roba? Se ho della roba? Certo che ho la roba, che ti serve? $160. Fuori i soldi. Non essere nervoso. Ok, come si vende la merce dalle tue parti? Ah, benone. Benone? Ma Candyman ha il meglio. Perché se non la vendi buona fai del male alle persone che la usano, hai capito? Te ne do un po' di più per te, perché mi piaci. Ricordatene, eh? Ci vediamo. D'accordo. Oh, tu sei così bella. Per me, quando ti ho visto... Ah! Che diavolo stai facendo? Ogni cane del quartiere si è fottuto tua madre. Attenzione, l'autobus per Denver è in partenza alla piattaforma 4. I signori passeggeri sono pregati di affrettarsi. Ripeto, l'autobus per Denver partirà dalla piattaforma 4 fra 5 minuti esatti. I signori passeggeri sono pregati di affrettarsi. L'autobus è munito di toilette e di un servizio bar a pagamento. Le coperte per la notte verranno distribuite a bordo. Sì. Candyman? Ha nominato Candyman.
Dici che è stato un drogato? No, non sarebbe la prima volta. Ok, e chiama Unz, lui sa dove cercare. Sta a sentire Smiler. Rimedia qualcuno che badi alla zona di Candyman. Voglio che vi si facciano affari come sempre. Ehi, soldato. Su, svegliati e va a cercarti un letto, avanti. Non ha la faccia di uno che ha una casa dove andare. È così, Julie. Perché non te lo carichi tu per una notte? Cosa? Ma certo. E perché no? Il poveretto ha bisogno di qualcuno che pensi a lui. Sicuro, è la tua buona azione quotidiana. Davvero? Dammi una mano. Vieni, dolcezza. Basta mettersi in piedi e arrivare alla porta è facile. Pensi che ce la farà? Ma certo che ce la fa. Su, avanti. Lo sai, tu sei il primo uomo che ha dormito nel mio letto. Chi non può permettersi una stanza propria, non può permettersi me. È proprio come avere di nuovo un marito. E per parlare di carogne, chissà dove starà dormendo il mio vecchio uomo stanotte. Tu hai una moglie da qualche parte? Te la sei fatta in guerra? È possibile. Tu eri un soldato. Io ho avuto dei soldati, e aviatori, e marinai. Ma non erano come te. È strano. Come tutti gli uomini assomiglino a bambini innocenti quando dormono. Anche i peggiori. Chi l'avrebbe detto che quel bruto del barista non mi avrebbe fatto pagare la consumazione? Io credo che tu gli piaci, soldato. Sei proprio come un bambino innocente, mentre stai dormendo. Buongiorno, dottore. Dov'è il reverendo? Non lo so, non l'ho trovato a casa. Come sta, Jody? Devo ancora visitarlo stamattina. Lo posso vedere? Solo un'occhiata. Beh, ok, ma per un paio di minuti. In questo corridoio stanza 81. Ciao, Jody. Salve, lei è un dottore? No, io sono un amico di tuo padre. Come ti senti? Non lo so, non riesco a muovermi. Pensa che mi hanno legato? Qualcosa del genere. Può dire a mio padre di venirmi a trovare? Senz'altro. E mamma? E Eric? Il dottore ha detto che non posso restare molto. Tu riposa ora. Informerò tuo padre e tornerò a trovarti. Va bene così? D'accordo. Ma lei chi è? Non ha importanza. Soldato? Ma dove sei? Soldato? Dove si è cacciato?
Ce l'hai la roba? Certo. È ripartito ieri sera, soldato. Ti diverti, almeno? Non ti ho sentito quando sei tornato. Oh no, soldato. Questa è una brutta cosa. Preferirei quasi, sì, che fossi un poliziotto. Ma non hai gli occhi da poliziotto. C'è troppo dolore nei tuoi occhi. Quegli occhi non sono occhi di un uomo cattivo. Allora perché questa? Penso che non lo vorrò mai sapere, per davvero. Oh mio Dio, Jim, vieni, corri! Buongiorno, dolcezza. Domani è domenica. Lo sai che potremmo fare? Un bel picnic. Andare nel parco e dar da mangiare agli uccellini. Lo sai, è stato proprio a un picnic che ho cominciato la mia carriera. La piccola Julie andò fra gli alberi come una dilettante e tornò come una professionista. Il grande giorno del Signore sta arrivando. Così come era scritto, così dovrà avverarsi. E questo giorno sarà il giorno dell'ira. Un giorno di preoccupazione e di angoscia. Un giorno in cui molti pagheranno con la desolazione. Preparatevi, poveri sul capo degli uomini, e tutti saranno costretti a vivere
come ciechi. Perché essi hanno bestemmiato il mio nome. E il loro sangue si essiccherà al sole come polvere. E la loro carne diverrà marcia. 3 uomini in una settimana, Unz. Così non va. Ehi, io non posso farci niente. Magnifico. Però devi riflettere con calma su chi compra i tuoi servizi, va bene? Dicevo solo che non so cosa sta succedendo. Senti, io ho setacciato tutto l'ambiente, Herb. Ho speso anche un paio di tesori. E che cosa hai scoperto? Perché Niente. non c'è proprio niente da scoprire, Herb. Perché nessuno sa chi ha ucciso i tuoi trafficanti. Francamente io sto correndo anche dei rischi a pretendere delle risposte. Sai che il capitano non piangerà se non becchiamo l'assassino. Non mi piace il tuo atteggiamento. Dico, prenditela con i tuoi cowboy, loro non fanno niente. Perché non lo trova lui? Salve, amico. Salve, che c'è? Lo sai che è successo a Candyman, no? No, non ne so niente io. No, non niente ne sai di niente. niente. Tu. Niente di niente, eh? Ehi, senti, Candyman era mio amico, non so niente di quello che è successo. Dimmelo, ti faccio saltare il cervello. Chi è stato? Non lo so chi è stato. Non lo so, te lo giuro. Se per caso scopro che mi hai mentito, non pensare di cavartela a buon mercato, hai capito? Certo, non ti ho mentito. I turned the dial and tuned him in, and here Hank sings, you win. Avete saputo dell'omicidio di ieri? Ah, quel tizio è matto, non può ucciderli tutti. Esatto, gli spacciatori sono come quell'animale della storia greca. Gli tagli una testa e ne crescono altre 2. Che dici? Cercherà di uccidere ancora? Non lo so. Ma se lo fa diventerà carne fredda. Pare che quelli hanno sguinzagliato un sacco di gente. Se io fossi il killer, mi troverei in una caverna e la chiuderei con un masso. $5 che non arriva al weekend. Papà! Ciao, papà! Avevo paura che non venissi. Papà, perché quegli uomini hanno ucciso la mamma? Ok, Bo, Smiler, apritela.
Dividetevela con Benjamin e Danny e poi partite subito per le consegne. Ancora mano nella mano? Ma cosa dici? Noi siamo puliti. Torniamo fra una quindicina di minuti. Che ore sono? Le 2:30. Che diavolo c'è? Sto diventando scemo. Stai diventando? Fa sul serio, ci penso io! Che diavolo stanno facendo? Andiamo a controllare, forza. Porca puttana, era lui! Era lui! Ci divertiremo, Julie. Cosa? Ci divertiremo. Ah, sì, certo, ci divertiremo un sacco. E che cosa faremo? Beh, un paio di bicchieri, magari. Su a casa mia? Mi piace la tua casa. Allora è andata. Ehi, fermati. Cosa? Ho detto Ma che di ti fermarti! Il soldato. Credo che sia nei guai. Vieni! Non so che sta succedendo, ma non mi piace neanche un po'. Ti spiego dopo. Va tutto bene? E in che impiccio ti sei cacciato? Sicuro di stare bene? Ti spiegherò dopo, vai. Ok? Senti, ti ho detto che era lui. Il predicatore? Sì. Ha una di quelle facce che non si dimenticano. Ancora 3 uomini morti e un altro carico partito. Solo perché non siete capaci di uccidere un uomo. Beh, forse puoi provarci tu, eh? Sei davvero buffo, Danny. Molto buffo. Prima Unz e ora voi. Mi sto circondando di una massa di incapaci. Se il lavoro sta diventando troppo pesante per te, posso fare in modo che non ti pesi più. Aspettami fuori. Cerchiamo di stare calmi, Herb. Non uccidiamoci l'un l'altro per salvare Lowery. Ho perso la pazienza. Senti, noi stiamo insieme da un sacco di tempo, Herb. Non è bene che tu vada in pezzi a questo modo di fronte a Danny. Lo prenderemo quel Lowery. Fallo tu, Benjamin, e Unz ti aiuterà. Voglio che Lowery scompaia dal mondo. Io non riesco a capirti, soldato. Non ho idea di chi tu sia. Non so proprio niente di te. Però so che sei nei guai. E so anche che sei solo. È molto duro essere soli.
Cosa devo dire per farti capire che voglio aiutarti? Lo so che sei nei guai. Prima avevi addosso quella pistola e ora non c'è più. Ma tu ci senti, soldato. Però non mi dici niente. Perché? Soldato, ti prego, non andare, scusami. Chi è lì? Ma questo... Sì, sei tu. Mio silenzioso amico. Vieni, riparati un po', fratello. Questa non è una notte adatta per restare da soli. Io ti posso offrire del fuoco per il tuo stomaco. O serenità per il tuo spirito. Vieni con me, fratello. Insieme noi due salveremo il peccatore. Gli porteremo la luce del cielo e della salvezza. Ma dobbiamo stare attenti, mio silenzioso amico. Satana non riposa mai e le sue legioni sono numerose. Coraggio, andiamo. Attenta dove metti i piedi, fratello. C'è un lampadario sopra il tavolo. Che tu sia il benvenuto nella mia modesta dimora. Troverai cibo qui e musica. Rinfrescati la gola, mio silenzioso amico. Vuoi dividere il pane con me? Buonasera, piccioncino. Ti andrebbe qualche informazione su Lowery? L'ho scovato per te. Credi di cavartela se lo lascio alle tue cure amorose? Sembra che tu abbia dei problemi, fratello. Vediamo. Magari potrei leggerti un brano delle scritture. Senti,
Geremia, capitolo 12, versetto 1, paragrafo 3. Allora dormi, amico mio. Dormi e io veglierò su di te con la stessa attenzione del pastore che veglia sul gregge. Qui sotto. Cosa? Che succede, amico? Cosa? Dov'è Lowery? Chi sei tu? Dov'è Lowery? Non so di chi stai parlando. Lasciami in pace. Senti questo, vecchio. Sai che cos'è? Forza, dov'è Lowery? Non conosco nessun Lowery, non so di chi parli. Lasciami stare, sono un uomo di Dio. Parlo del tuo compagno di bevute. Si è messo in grossi guai. Che è successo, piccioncino? Non ho sentito cantare nessuna mitraglia. Aspetta e la sentirai, maiale. Ora avremo Lowery. Mio silenzioso amico, sei qui? Soldato, parla con te. Sta qui, alla fine del bancone. Amico mio, non hai tempo. Corri, sono in cammino. I diavoli sono in cammino. No, non tutti, vecchio. Le mani sul bancone, Lowery. Polizia, tu, chiudi bottega e va a casa, subito. Capito. Bravo. E sta zitto. Quello è il tenente Hunz, Lowery. Gli ha fatto passare un brutto quarto d'ora. Non credo che gli piaci. È pulito. Va a casa, Giuda. E strada facendo chiama Benjamin. Abbiamo cominciato insieme e finiremo insieme. E cercate di finirla stavolta, cowboy. Ah! Non muoverti tu. Siediti, Lowery. E bevi ancora un goccio. Io li ho portati dritti su di te, mio silenzioso amico. Chiedi il tuo perdono. Reverendo Lowery. Hai tempo abbastanza per finire il tuo whisky.
Dice la verità? Il mio amico è un uomo di Dio? Sì. Un predicatore con 6 omicidi sulla coscienza. Però è un uomo di Dio. Voi non potete ucciderlo. Beh, faccio un'offerta speciale oggi. Un predicatore di strada cieco e uno assassino, tutti allo stesso prezzo. No! Stai lontano da me, Lowery! Mi faranno a pezzi se mi tocca, hai capito? T'ammazzerò, Lowery! Che succede? Ho la pistola! Che succede? Chi è lì? Chi sei? Chi è lì? Chi sei? Chi sei? Chi sei? Danny, sei lì dentro? Signore, perdonami. Danny, sei lì dentro? Amico mio, no! No, non uscire! Ma Ti che succede uccideranno! dentro? No! Devi ascoltarmi! Danny! Che è successo? Ah, merda. Ma come hai fatto a farti fregare? Cercherò di riprenderlo. Ce la faccio da solo. Ce la faccio. Ritornerò il più presto possibile. Stai calmo, amico. Va, corri! Corri, sfuggi agli angeli di Satana! Va!
Pattuglia 16 chiama centrale. Pattuglia 16 chiama centrale. Le indicazioni erano esatte. C'è un cadavere. Una ferita mortale da arma da fuoco. La vittima è un uomo, biondo, altezza 1,80 circa. Merda. Buongiorno, tenente. Sì, buongiorno. Lo conoscevi? Sì, l'avevo visto in giro, ma avete qualche sospetto? Siamo pieni di sospetti. Che ne pensi di tutto questo? Di questo cosa? Pare che sia scoppiata una guerra qui in giro, sta su tutti i giornali. Ed è quello che penso io, una guerra, che altro se no? È molto singolare, voglio dire, senza che vi fosse nessun contrasto o delle bande rivali in lotta fra loro. E qual è la tua teoria? Un uomo solo. Sì, un qualche tipo di matto. No, niente affatto. Solo un tizio che odia la droga e tutti quelli che ne fanno commercio. Personalmente io gli darei le chiavi della città. Arrivederci, Hunz. Controllate tutti gli ospedali, cliniche e case di cura. Voglio notizie su qualsiasi ferito che sia entrato intorno alle 4 di mattina nella zona fra la 25esima e l'inizio dell'autostrada. Il dottor Scott è urgentemente richiesto in astanteria. Ripeto, il dottor Scott si rechi in astanteria. Oh. 218? 218 in ascolto. Al Country General Hospital c'è un Daniel Edward Murphy ricoverato intorno alle 4:45, prelevato da un bar sulla 27esima. Ricevuto. Passo e chiudo. Ok, vuole controllare sulle altre linee aeree. Ho capito, niente fino alle 10 di stasera. Mi prenoti un biglietto di prima classe. Solo andata. Il cognome è Trexler e l'iniziale del nome è H. D'accordo. Brutte notizie, Trexler. Benjamin è morto. Risparmia il fiato, so già tutto. Come ha fatto Lowery a scappare? Semplice. Ha ucciso Benjamin e mandato Danny all'ospedale. Perfetto. Cosa mi dici di te? Lowery sapeva di me. Così ora sei nella sua lista, ci siamo. Ma vedila da un'altra parte, Hunz. Se Lowery ti becca, beh, magari può darsi che il tuo capitano sia finalmente interessato a prendere l'assassino. Questo non è divertente. Non frignare, è disgustoso. Tu hai una pistola, hai anche la legge dalla tua parte. Quindi vai a uccidere Lowery. Se no, fatti furbo e scappa come me. Ah. È sotto sedativi. Mio Dio, è fuggito. Accidenti. Non c'è dubbio, Murphy è stato rapito. Fate diramare questi connotati. 1,76, capelli castano scuri, età 38 anni. Segni particolari? Sì, uccide le persone. E si dichiara reverendo. Un testimone ci ha dato un'indicazione. La macchina che sta usando è una Ford azzurra. Lowery. Lowery.
Non lo dirò. Coraggio, Lowery. Ammazzami. Facciamola finita. Non ti dirò mai niente. Coraggio, Lowery. Premi il grilletto. Tu muori dalla voglia di farlo. Va al diavolo. Tu sei pazzo. No, 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 d'accordo, ti dirò tutto, d'accordo. Si chiama Drexler. Herb Drexler. Forza, Lowery, ormai sei un killer. Allora fai il professionista. Lowery, non mi lasciare qui. Lowery, per l'amor del cielo! Ho ucciso tua moglie, Lowery! Ho ucciso i tuoi figli e non me ne frega un accidente! Anzi, mi è piaciuto! Mi sarei potuto divertire con lei 5 minuti prima di ammazzarla. Gridava come un maiale sgozzato. E allora l'ha uccisa! Ti spiace se mi siedo? Unz, non adesso. Ti pago una tazza di caffè. Ce l'ho il caffè. Una tazza di caffè, per favore. Stavo pensando alla tua teoria circa un uomo che da solo terrorizza la città. Sì, e allora? E combacerebbe con un paio di cose su cui sto lavorando. Perciò? Perciò dimmi quali elementi avresti per convalidare questa tua teoria. Una collaborazione, eh? Perché? E che significa perché? Siamo due poliziotti, ecco perché. Nessun accordo, Unz. Ma non è un accordo. Tu non mi piaci, Unz. E ciò che è ancora peggio, non mi fido di te. Ricordi quel pezzo grosso della droga che abbiamo preso 2 mesi fa? Una fonte anonima ci aveva dato l'informazione. La commissione, il capo e io stesso avevamo convenuto di mantenere la fonte anonima. Io, perché mi stavo lavorando a questa fonte da più di 2 anni. Il problema è che qualcuno ha fatto un numero. Ha detto a qualcun altro che era questo informatore anonimo. E subito, bang bang. Niente più fonte anonima. E tu stai accusando me? No, ma resta il fatto che non mi piaci e non mi fido di te. Grazie del caffè. Centrale a 218. Ci sono, avanti centrale. Degli agenti di pattuglia hanno avvistato l'individuo sospettato di aver rapito Murphy, ma non hanno potuto bloccare la macchina per via del traffico congestionato. Dite agli agenti di continuare le ricerche e inviate dei rinforzi nella zona. Le ricerche continuano. Lowery! Fermo, Lowery, per favore! Mi faccia passare, polizia! Lowery!
Oh no. Non ce la farò. Lowery! Lowery! Dannazione, Lowery! Mandate ogni uomo disponibile nella zona e aggiungete un nome alla descrizione. Reverendo James Lowery. Sì. Ehi, Trexler. Mi sono messo a pensare su quello che mi hai detto. Sì, di fare il furbo. Mi scuserai se la cosa non mi sorprende, Unz. Ma non devi chiedere a me il permesso di scappare. Senti, Trexler, io voglio contanti. Ne voglio tanti e li voglio subito. Certo, te ne darò quanti ne vuoi, ma fai alla svelta. Ho un aereo che parte alle 10. Ok. E questo... Chi sei comunque? Lowery. Oh, Lowery. Come sei arrivato qui? Io non so che cosa dirti, Lowery. Vuoi dei soldi? Ce l'ho i soldi. Sono pieno di soldi. Ecco, sono tuoi. Tu sei pazzo, Lowery. Sei davvero pazzo. Ancora nessuna traccia dell'individuo sospettato di aver rapito Murphy, ma stiamo continuando le ricerche. D'accordo. Ragazzi, se qualcuno per caso avvistassi il reverendo Lowery, deve immediatamente avvertire la centrale, ok? Grazie. No,
Non ti renderò le cose più facili, predicatore. No. No. Perché? Perché dovevi uccidere la famiglia? Beh, ci hai uccisi tutti ora. Soldato! Sono così contenta di vederti. Pensavo di non rivederti più. Come ti va? Mi dispiace. Lo so che non avrei dovuto toccarti in questo modo. Lo so che tu non mi ami. È che sono così felice di rivederti. Scommetto che hai fame. No. Lo sai, non abbiamo mai fatto un picnic. Cos'è, una poesia? Io adoro le poesie. Perché vuoi incontrare quel poliziotto? Tu hai un figlio. E ti assomiglia? Oh, soldato. Ma era necessario dirmelo. Io non volevo che andasse così. Lowery ti ha dato questo? Lì tutti lo chiamano soldato. Sì. Soldato di una banda irregolare. Chissà perché vuole che il tenente Unze vada là. Ma lei ce lo porterà, quel ragazzo, Jody, all'appuntamento. È quello che lui desidera. Posso venire? Sì. Io vorrei conoscerlo. D'accordo. Centrale, noi non caviamo un ragno dal buco, rientriamo. Ok, il vostro turno è terminato.
Centrale a unità 304. Unità 304. Unità 304, rispondi, 304. 304, rispondi. Rispondi, 304. 304, dimmi. Devi tornare immediatamente alla centrale, 304. Ricevuto. 304, chiudo. Lowery? Oggi pomeriggio è scappato. Stasera mi ha mandato a cercare. Questo significa che ha finito il suo compito? Oh mio Dio, perché? Perché ha dovuto comportarsi nell'unico modo in cui non credeva? Ha deciso di impugnare una pistola e di fare piazza pulita degli uomini cattivi. Per che cosa? Quelli crescono come erbacce. Lei crede d'aver ripulito le strade? Beh, sì, forse le ha ripulite per un po', per un'ora o due. Forse io le dovrei dare un'altra pistola per vedere quanti ancora ne può far fuori. Ma può darsi che io sia troppo stanco per pensare bene. Andiamo. Unità 218. Ti ascolto, 218. Avete rintracciato il tenente Unz? Sì, è già in cammino. E anche il ragazzo? Sì, 218, sì. Unità 218, chiudo. Sta per spuntare il sole, sarà una bella giornata. No! Papà! Soldato! Papà!
No!